Grazie a quel che mi sento di dire ai castellani e alle castellane tutte per come state rispondendo a ciò che siamo stati chiamati, e cioè a rimanere a casa. La città è deserta, è una condizione che in tempo ordinario non renderebbe sicuramente felice il sindaco, così come non è felice il sindaco di vedere oggi la città deserta. Il sindaco però è fiero ed orgoglioso di rappresentare una comunità che ha risposto in modo così massiccio, in modo così massivo alla chiamata di rimanere a casa. Siamo consapevoli tutti che è la misura più efficace per contrastare questa emergenza e che è una misura non semplice da attuare, è più difficile di quel che si potesse pensare. Rimanere a casa è una condizione che va in netto contrasto a quel che normalmente viene chiesto ai cittadini, e cioè di fare socializzazione. Oggi no, dobbiamo fare questo sacrificio. Siamo chiamati a farlo anche nel weekend, momento per antonomasia di socializzazione, quindi il weekend sarà il banco di prova che ci dirà quanto bravi saremo, però io sono sicuro che i cittadini di Castelfranco Veneto, anche quei pochi che vedo ancora camminare o fare la passeggiata, sapranno dare quella risposta che è nelle aspettative di coloro che hanno messo in piedi questa misura, la più efficace, mi ripeto, la più efficace e la più difficile. Avanti così, io sono sicuro che voi castellani saprete tener duro e dar dimostrazione che siete in grado di rispondere positivamente a ciò che vi chiedono. Voglio condividere con voi una testimonianza che ho avuto oggi da parte di Don Dionisio. Mi ha telefonato, mi ha chiesto come va e mi ha espresso la sua vicinanza. Gli ho chiesto se potevo condividere con voi in video questa sua testimonianza e mi ha detto di sì. Quindi, assieme a Don Dionisio, a tutta la comunità ecclesiastica della città di Castelfranco Veneto, all'amministrazione comunale tutta a 360 gradi, oggi vi sono vicino e vi chiedo di continuare nella misura così come state facendo oggi. Ne usciremo veloci, ne usciremo bene e saremo più forti di prima. Grazie a tutti ragazzi e buon proseguimento.